Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Questa mattina sono particolarmente soddisfatta. Diciamo che io sono una persona che si appassiona facilmente e riesce a trarre, diciamo, motivi o sentimenti positivi da delle piccole cose. In realtà questa mattina ho riscontrato che sono riuscita a recuperare questa pianta, che era una pianta che come sempre apparteneva a mia suocera, che lei curava con molta passione e con molto amore. È una pianta di limoni, e sappiamo che la pianta del limone non è propriamente una pianta tipica polesana, però tantissime persone custodiscono in vaso queste piante, un po' perché le hanno regalate, un po' perché rappresentano, no, il desiderio di accudire qualcosa o qualcuno. Io spero di potervi mostrare tra qualche video la mia piccola produzione di limoni, che però noi utilizziamo specialmente nelle preparazioni estive. Infatti pensate che quando io in occasione dei miei antipasti propongo le zucchine e propongo il carpaccio di zucchine, utilizzo limoni per anticipare un po' quella che è la cottura. Infatti cosa faccio? Affetto in modo sottile le mie zucchine, le metto per un'oretta circa in frigo con un po' di sale e il succo di un limone. Il limone poi io lo utilizzo in forma di fialetta, però in forma di aroma, anche nella preparazione di un dolce estivo che preparo con il pan di Spagna, la crema pasticcera aromatizzata al limone e la buccia di limone che invece ho inserito nel latte finché era in bollore per dare e per enfatizzare questo gusto. Quindi confidiamo nella futura produzione dei miei limoni. Per il momento però noi continuiamo a proporre i piatti con la verdura e la frutta locale, che in questo momento sono le zucchine, i pomodori, le insalate, oppure con la frutta di stagione, che in questo momento è l'albicocca, può essere il melone e già le ciliegie. Se siete curiosi di assaggiare le mie preparazioni estive, però io vi invito a venirci a trovare e lo potete fare sempre con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo, e c'è la possibilità in questo periodo di poter cenare o pranzare sia in uno spazio interno climatizzato oppure all'esterno sotto le nostre vele. Per il momento io continuo nella esplorazione del mio giardino e vi auguro una buona settimana. Ciao!